servire anche come indotto per un probabile mercato veramente ampio, di creare anche tanti altri giovani che si avvicinano a questa attività arte, dove poter avere anche un loro lavoro, una loro autonomia, dato che questo coltello tra l'altro è rinomato e conosciuto in tutto il mondo, richiesto da tutti, quindi sarebbe un bello sbocco per quei giovani che potrebbero aprire la loro bottega, oppure anche per valorizzare il nostro territorio e la nostra isola, dato che da qualsiasi parte del mondo veniamo citati. È sinonimo di patata alla fine, per cui è importante promuovere il coltello e promuovere patata. La più grande soddisfazione sta appunto nel cercare di realizzare oggetti di altissima qualità in modo da tenere alta e da tenere viva sempre questa tradizione che si tramanda nel tempo, da secoli, e in modo da poter creare anche delle opportunità non solo per l'artigianato del coltello, ma anche per tutto l'ambiente del territorio, diciamo. E opportunità non solo per aziende maschili, diciamo, ma anche per imprenditorialità femminile. Allora io ho deciso di intraprendere questo percorso perché è una cosa che mi è sempre piaciuta, una passione che sin da quando sono piccolo ho vissuto quotidianamente, e secondo me è un'opportunità per noi giovani. Sì, il coltello appartiene al passato perché è tradizione e cultura del nostro paese e del nostro territorio, ma appartiene anche al presente e al futuro perché può essere una possibilità di rilancio per tutti noi giovani, per rilanciare e rivalorizzare tutto il nostro territorio. La mia scelta di tornare dopo un percorso di studi intrapreso a Torino, dopo la mia laurea in ingegneria, tra l'altro neanche pertinente al settore prettamente artigianale, diciamo, del mondo del coltello, ho deciso di tornare proprio per rivalorizzare questa tradizione, ecco. Allora, il coltello di patata viene continuato a fare tradizionalmente come ci hanno insegnato ormai la mia famiglia da 4 generazioni, cioè i materiali sempre tradizionali, la forgiatura sempre fatta a mano, e quindi a parte qualche nuovo attrezzo che ci aiuta più che altro a velocizzare la lavorazione, ma poi la sostanza del coltello ultimato è sempre quello lì, cioè ben fatto, tagliente e bene presentato. Purtroppo è una realtà che va a scomparire perché sia a livello di leggi non esistono più i ragazzi di bottega, quindi nessuno potrà imparare questo mestiere. Purtroppo qui in Sardegna ci sono realtà che non rispecchiano proprio il coltello di patata, soprattutto fuori, quindi sarebbe bello fare un disciplinare con l'aiuto del comune, della regione, con tutte le fasi di lavorazione, con uno statuto ben fatto, in modo da tutelare il prodotto, il coltello stesso.